K, dove state? No, fare 2 chilometri a P. Dai, venite al Savage, mi servono Big e K. Gli hanno accettato i ruoli, ragazzetto nuovo. Che ne dici, Capo? Styling, ora adesso lo chiameremo tutti Junior. Il suo nome sarà Junior, hai capito? Lui è Junior. È Momo Junior. È Momo Junior. È Momo Junior. Tu che cazzo sei? Ragazzi, iniziano i Oh, ma che era movimenti. questo? È il corpo segreto. Oddio, tu chi sei? Chi lavora qua? Il ragazzo là con i capelli neri. Questo. Devo fare riparazione. Vai, fai riparazione. Aspetta, te lo faccio io. Ma a tutti e due li diamo il job? O solo uno gli deve andare il job? Perché chi è l'altro? Boh. Quello che ha accusato, no? Guarda, te l'ho fatto. Sì, aspetta che si... non mi fa scendere. Ho fatto l'animazione. Ok, posto. Oh, ma che sono sti qua? Sì, ciao. Vito, Vito, hai i pantaloni blu e la giacca nera. Bravo. Questo, ah. Questo qua quello mai... Oh, ma corre, sta macchina? O andiamo a rapire qualcuno. Raccogliamo fragoline, let's go, patate. Ma tu
Sorridi. Guarda, dai, facciamoci un selfie, guarda a sinistra. Dai, allontanatevi. Memo non vuole. Guardate fettina di... Oh, seguimi, seguimi, seguimi. Seguimi. La grammatica. Non sono tanto bravo. La grammatica. Come non c'ho ancora i follower? Ma poverino, ma dai, ma l'altra metà non si vede neanche, l'altra metà. Segui, oh ti segui, uomo. Oh, segui tutti, oh, momo. Eccolo, no. Oh, ma non c'è neanche i follower, non c'è neanche i follower. Va bene. Devo Su avere i Instagram, follower. oh, su Instagram. Instagram, picca. Devo avere i C'è- follower io. Devo essere famoso. Vabbè, raga, andiamo a rapi... Andiamo a fare un campo, dai.
Ieri ho scammato uno. Gli ho detto che vendevo armi, però l'ho truffato. Giusto, no? Fai bene, fai bene. Ah, qui non c'è nessuno. Almeno ho preso un po' di soldi, scusa, no? Oh, c'è uno che gironzolare intorno alla nostra casa. Occhio. Mi sentite? Sì. Che è a passare avanti e indietro a casa nostra, davanti. No, qua sulla strada. Con l'armeria, casa armeria stiamo. Prendo te telefoni a. Aspetta, salgo in macchina che devo fare una cosa, arrivo. Dove siete? Alla casa armeria, ci stai spiegando qua cose al ragazzo. Già c'era accettato il ruolo. Ok, perfetto. Fare la richiesta pure sull'altro Discord, l'ha fatta? E non può aprire ticket, ce n'è troppe aperti. Ok. Officina. Ci vuole dare il ruolo pure a casa. Sì, sì, Scusa, non lo vado apposta. un attimo, c'è un motore cliente. Devo faccio una riparazione. So? Faccio una riparazione, ma non lo so. Ok. Quello è riparato. Manutenzione, non ha bisogno di manutenzione. Provala adesso. C'è un'altra domanda. Quando vai nel garage e prendi un veicolo, su ogni veicolo c'è tipo una barra verde che man mano si consuma. Da cosa consiste? Ma quella barra verde è la benzina. Ok, ok, grazie. Ah, ti devo qualcosa? Ah no, non ti preoccupare. Grazie mille. Grazie, Allora. buona giornata. Arrivederci, arrivederci. Ah, beh, hai visto, caschetti uguali ci abbiamo.
Sì, 500 per fare la fattura. Apri il tablet. Fatture. Crea, aggiungi il riga, metti l'importo e poi ti fa... No, non scrivere niente, no, non scrivere niente, sennò scrivi solo l'importo, fai seleziona invia ora e ti dice seleziona giocatore e ti metti il CEO. Mi scarpe o no? Sì, più o meno sì. Oppure se, che ne so, stanno clienti che vogliono fare dell'auto, no? A volte tipo tu cambi un colore ma te ne seleziona 4. La gente non ha soldi, entri tu e gli fai un e vuole lui, gli dici viene 32.000 e se si lamentano, capito? E gli fai però, tu l'ordine lo fai a costo zero. Metti nessun pagamento e poi gli fai la fattura. Gli fai la fattura prima di installare l'ordine. Suicida. Siete. Io sono in officina, Camus sta al 456. Vito, Vito, vieni, vieni. Questa sta macchinina, oh. Metti modalità sport, è forte, bella. Con H si apre e si chiude il tetto. Sì. Beh, 300 qualcosa. 23 ma ho visto. Bella. Siamo a 270. È bella pure l'estetica. No, si ci può mettere solo il turbo. Non so manco se gli rimane. Questo che è bello. Un giro va. Sto andando a fare un giro.
Salve. Posso vedere delle modifiche? Fagli vedere l'altra uscita, ca. No, io comunque non ho mai visto. Ok, allora. Perché? Bisogna raccogliere comunque il ragazzo. Ah, dategli la radio al ragazzo. Data, già data. Ah, no, ce l'avevo io in più. Ok. Sempre check il radio quando sei in radio. Aspetta, non mi fa fare l'ordine. Aspetta, vediamo. Perché i soldi ci sono. Allora, vediamo. Potenza. Motore. Trasmissione. No, niente. Allora. No, aspetta, ancora non ho premuto. Vediamo se...
Mannaggia. Aspetta, scusami, sai. Alla. No, non me lo fa fare. Arrivederci a domani. Cioè, a più tardi. Allora esce da 57.750. Faccio effetto ordine e mi dice: si è verificato un problema nel completare il tuo ordine, per favore riprova più tardi. $57.750. Sì. Sì. Lo annullo? Sì. Allora c'era motore, trasmissione e turbo. Sì, tutto 4. Motore, trasmissione e turbo. No, no, no. Poi ho messo ai cosmetici eh, il, te- il penultimo scuro. E il colore vetri, il penultimo scuro. E poi la targa ho messo giallo su nero. Basta. Sì, sì. Michael Cooper. Sì.
A posto, un attimo che mi metto su uomo così. Ok. A posto, vado a salvarlo in garage. Ok, grazie. Potrebbe aprire?
Non ci arrivo. Salve. Se qua per prendere dei rifornimenti, diciamo la cameriera ha avuto un attimo un contrattempo e sta arrivando. Dopo un minuto nemmeno è qua. Grazie. Si è fatto male, ha avuto un incidente stradale molto, diciamo, molto grave, ma purtroppo l'hanno soccorso, gli hanno fatto, diciamo, una visita lì sul posto, ma all'ospedale non c'erano, diciamo, medici per fargli svariati controlli. Sei fortunato che non mi posso alzare, se no ti avrei fatto... Madonna, ti avrei ucciso 20 volte. No. Ti morde un serpente. Prova a succhiare la ferita. Proviamo a succhiare, vai. No, la ferita, Ah. la ferita, aspetta. No. Oppure Jenny, sai come possiamo provare a curarlo? Andatevene in riva al mare. Jenny, non sai fate come sforzo Non lo so perché- camminare, mi devi petire in C'ho un spalla. metodo, io c'ho un metodo. Chiama il tuo cane, no? E faccelo e mordi, fallo mordere. Signore, una domanda, ma Potrebbe quella macchina funzionare. lì, la Ferrari? Complimenti. Bella macchina. Bel macchinone, veramente. Io al massimo la macchina più costata che c'ho è un Urus. Non mi buttare in quindi mare, Il confronto non è un cazzo. lasciarmi là. Quanto l'ha pagata quella? Ah. Ok, ecco perché la vedevo così tanto in giro. Eccomi, avete bisogno di qualcosa voi? No, no. Ok, scusatemi, ero un attimo andato in banca. Ok. Menù economy medium o VIP? Va bene, allora cocca di gamberi, balza salmone, ravioli, pollo alla bufalo. Ah, ok, ok. Da bere faccio io oppure... No, ok, ok. Si fida di me oggi. Perfetto, allora ti faccio la fattura. Prima c'era, però era un matrimonio. Vabbè, Mirea mi sa che in questi giorni è un po' impegnata in città. Non so se è vero oppure no, però non l'ho vista oggi. Se ha visto ti ho detto pure io omaggi. Non c'è di che. Sempre disponibile. Jenny! Scusa, mi è partito il... Aiuto, mi minacciano. Che è successo?
Salve. Guardi, dovrei aggiustare la macchina perché è un po' rotta. Sì, a che civico siete? Ok, sì. Arrivo. Vado a fare i nuovi di officina. Va. Sì, devi venire a casa anche tu. Dopo c'è. Salve. Niente, va aggiustata. Arrivo. Ok, grazie. Sì, va bene, grazie. Sì. Ok, ho pagato in teoria. Sì, sì. Sì, va bene. Ok, grazie mille. Arrivederci. Ciao, mi ripari l'auto per cortesia? Sì, la mettiamo subito. Ok, perfetto.
Sì, faccia fattura. Sì, SAR 1200. Ascolta, ma voi fate anche assetti più particolari? No, vabbè, l'auto è full kit, però volevo sapere se c'è la possibilità di farla meglio, diciamo. Ok. Pagato. Adesso lo stavo provando, settando un po' a livello. Grazie. Ciao, grazie, gentilissimo. Grazie, Alessandro.
Salve, guardi, non mi va più la macchina. No, no, proprio non va. Non funziona. Esatto. No, la benzina fa le scintille dallo scarico. Urca, io sono venuto qua al distributore ma non riesco a far benzina. Civico 667. Oh. Sì, va bene, grazie. Vito. Te duci un fatto, ma che specie? Appena ti liberi. Dove stai? Visto in officina io. Vado a prendere la macchina al garage, vedo in officina. Eccola, che botta. Là dentro, cioè perché ho provato ad andarci dopo che non sono riuscito a far benzina ma andavo avanti e indietro ed è finita là dentro. Sì. Ok. Devo venire qua e poi clicco. Sì, ok, ho la tanica. Sì. Sì, non l'ho fatto apposta. Devo andare dall'altra parte. Ok. Grazie mille. Ok. Sì. Va bene, grazie. Arrivederci.
Sì, comunque sto andando all'usciato a fare un salto. Guido. Vieni. Ok, vabbè. Andiamo, vado a portare un attimo a casa. Oh, ma poi cammina, oh. Non dobbiamo andare in grado, non lo so perché. Ti dice che sei siciliano? Come risponde scagnozzo proprio. Pop and dance music station, and one of the few remaining radio stations that... Perché? Vabbè, semmai glielo fai tu. Ma prima devi mettere... Cioè, devi fare prima l'ordine e capire quando spendono, dopo devi fare il fattore.
Oh, fermo, coglione, che ti spacco la faccia. Fermo, fermo, fermo. Fermo, che cazzo punti? Fermo, fermo, fermo. O usciti dalla galera, fuggiti dalla galera, cosa ci fa Sì, schifo? de galera. Che faceva questo? Perché l'ha ucciso? Ci hanno arrestato. Sì. Usciti da galera. Qua dietro al 471 mi sei stata in curva, la macchina si è ribaltata. Brabus. Sì. Non sa guidare. Certo. Ma stava andando pure piano, stava a fare pure. Cioè, per non scappare subito dalla polizia. Niente, fatta la curva si è ribaltata. Di quel Vito. Dove siete? Vito, mi senti? Dove stai? Oh, sono vicino. Sono vicino. Fa. Comunque, ti me la foto, non mi c'hai.
accesso e poi vado. Ma chi è Big? Il video c'è accesso al video là dentro. Vito, hai accesso te alle pistole? Ah, vabbè, vabbè. Allora si beccamo. Ciao raga. Siete chiuse. Oh, non ci sta, pensaci. Oh, comunque è uscito l'assicurazione, sta vecchia, guarda. E perché mi avevo reso conto? I costi devo pagare 93 euro all'anno. I costi. Per le cose che ho fatto, il conto risparmio. E sta duca, scusi, 50 euro all'anno. 3,6% all'anno su quello che è verso. E poi 50. E ci ho perso 93 euro all'anno di tasse. Ma dove ma ci guarda? Cioè, va che rimettere 40 euro all'anno. Chiama. No, no, cosa stai a dire? Vabbè, poi sul corso c'è scritto guadagno totale 10.000 euro. E qua io verso 12 ne prendo 10. Come funziona? E che è ma che ci vuole risponso? E vedi che sicuramente che si... Cioè, io ho 100 euro, ma... Infatti l'ha scritto... non è sto caso un po'. C'è scritto, vedi come la presenza maturata rivalutata è pari a 10.086. Sarebbero delle tratte di tasse già. Eh sì, togliendo le tasse, sì. Boh. Vabbè, stai fatto per risparmiare, va bene, vero? Vedete che poi smavo, quanto fa? Che credito? E ti va la pena, non le metto per via, mi faccio una voltina in capo che mi fate intendere, si... E a me mi fa una cartolata. Oh, no, ho detto io lì, ho detto, sto punto facevo qualcosa che guadagnavo di più e stavo a posto. Ho detto lì, no, vabbè, il processamento non ho guadagnato, non guadagno ce l'ho. 50 era dopo 10 anni. A posto? Vabbè, ma non posso chiudere, ho detto, io devo chiudere per forza, perché teniamo la pay. No, non lo chiudo per piacere, Anna, dai, vuoi setacci? Eh sì, guarda una percentuale, scappa. In pista merda. No, qua non è che aveva l'officina per fare qui che per partendo. Lunedì sabato. Sabato a pranzo parto di là per le 3, sto dalle 2 alle 3. Pronto, buonasera, un'informazione, per caso vendete veicoli? Ah, ok, va bene, grazie mille. Che blocchia? Devo provare. E sto l'ho usato con chi macchina buona che camo, non è? Ah, costa la moto 2 milioni, stacci. Tu non per privo. Beh. Ale. Ma si vende? Quanto sta? 2,70. Che scemo avevamo con Big ti demo, finati cam. Moto dei cuppi, finati. Oh, che cavolo? Mi scusi. Qual è il problema? Salve. No, sto a fare un giro. Ho capito, in giro con le nostre auto? Oh, mi stanno appicciando. Guarda. Vado in caff. No, vado in caff.
Ma puoi andare a fare quello che vuoi, è furto d'auto. Oh, devi allontanarti. Sparagli, sparagli. E via, che cazzo sparo? Mo te la spari a ta. Oh! Fammi entrare, fammi. Ma sta macchina quanto va? È chiusa. A posto. Aniscio. Ma o a sparare in gop, corriendo a me, donna. Ma ho costato la per me. Ma mi ha detto 100.000 ieri lo stipendio big. È aperta la macchina. Ah, stai qui? Che una porcheria. Non fa spingere. Qual è la macchina lì? Mercedes classe X, tipo SUV. Mercedes S63. Su Berlino sta l'63. Ma non so se è il tetto apribile questa, Vabbè, non esce il tettuccio, SL63. Non è il tettuccio in generale. CL63, ma non è il tettuccio. Secondo me nere ci stanno molto. A me non fa vedere che si apre, strano. È su Berlina, che l'hai vista? Il primo, del Mercedes. Ah, questa qua, ok. La vi, lo sai, bella proprio. Ma così quasi me la prendo, lo sai. Me la applico, comunque vi. Perché non pistola per i due? Scano.
SL, mi raccomando. Grazie. E il suo amico vuole qualcosa? Ah, ok. Nera se è possibile, grazie. Se vuole dire qualche cosa c'è lo showroom nella edificio. Sì, siamo già andati. Ah, ok. Come si chiama lei? Nikkei, ti do il documento? Sì, il documento. Salve, lei serve un veicolo? Dove lavorate? Dove lavorate, signore? Come? Puoi Dove dare la lavorate? macchina intanto? Siamo dei meccanici. Dove? Ti ha chiesto il colore della macchina? Nera, nera. Ok. Ah, perché... Auto salve, sì. Ah, ok. Firmi il contratto, aspetti un attimo che devo prendere la targa. Mette un Vabbè, sfrattura, mo stacco fra un po'. Salve. Dica. Allora, Che cambia? qua cosa? Non dico a lei. Mi dica. Oh, scusa. Volevo comprare... Quanto costava la facciura? Ok, ho fatto, grazie. Stiamo E lo lavorando. parcheggio in garage per salvare il colore. Arrivederci. Va bene. Buona giornata. Salve. E cazzo. C'è il spillo del Tom Ray, belli. Scusa. Vediamo la modifica, quanto costano. Sì. Aspetta, andiamo a vedere se i soldi stanno. Era giusto. Yes. Vai. Schivo 2 secondi, ho fattura applicativo. Vedi, è pulita, su che stai dentro.
Ah, targa che saccas. UR 301. 301. Ok. Più o meno. Più o meno. Sto tutto. E dove stai? In officina ancora? Aspetta. Comunque se puoi fare il test driver se usi il computer nell'auto. Vai, vai. Apri il tablet, apri il tablet. Sì. Sì, i freni ceramici, quelle così. Non lo so, perché dovrebbe big sinceramente. E guarda i freni ceramici ci vogliono perché non freno un cazzo. Va, faccio. Scusi, lei lavora qua? Qualcuno lavora di voi lavora qua? Sì, sì, sì. Ok. Devo cambiare la vernice. Adesso mi faccio l'ordine. Pensavo che fosse una vernice, posso tornare. Stavo pagando. Ma devo mettere in garage? Ok, fatto. Vediamo. Grazie, buona giornata. Quando fa male occhi. Lasciati. Non la faccio proprio bianca adesso.
Beh. Dove? Che c'ho? Ah, ok, ok. Avanti. Oh, quando ti dicono di fare i pagamenti a zero? Quando finisci il pagamento, scritto come vuoi pagare banca. Non si può. Vabbè, si faccio gli interni rossi, buona. Cioè, poi vediamo. Penso di sì. Vediamo. Grazie. Creatura. Interni. Qualcosa ha fatto cambiare. Infatti. È una nuova weapon. Sì. Ci possono cambiare gli interni comunque. Andiamo avanti. L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Buonasera. Salve. Salve. Salve, modificate macchine? Sì. Salve. Abbiamo una macchina modificata. Sta fuori. Deve modificarla? Sì. Ok, no. Ma quanto ti costa? Mi fai una da 27, mi fai una da 27. Quanto viene? Vetri oscurati? Allora, aspetta un attimo, deve prendere l'auto E la porto qui. e metterla sul, sì, nel banco là. Ok. Fammi una fattura 27. Non so perché ho cominciato, lo fa pagare per 2 volte. Aspetta. Salve. Sì. Devi rinviarlo, Io ho ovvio. informazione. Sì. Allora, io ho una Golf. Volkswagen. E quanto costa più o meno un full kit? Scusate, scusate un attimo, vengo subito. Non la sento. Qui sul banco. Non la sento. Aspetta. Sì, qua fuori sì. Ma dico più o meno quanto mi viene a costare? Ah, poi mi dice? Proprio non manco una cifra di orientamento, eh?
E il suo collega c'è? Io dentro non vedo. Ah, ok, ora sì, ora sì. Aspetta. Non è vero, non vedo niente. Non vedo niente, vedo solamente a te. Allora ve la lascio. La lascio vabbè. qui. Magari... Aspetti un attimo, venga, venga. Che cosa vuole modificare qui? Allora, se si può... L'avevo comprata nera ma è diventata blu. Non so... Allora, entrare in alto, fare avanti e dietro, come il muscoletto è, e farle le modifiche, le paga e io ve le installo. Non le può fare lei? Volendo sì, ma deve restare qui, cioè devo dire che cosa ne serve. Allora, no, io voglio una... Finestrini oscurati, LED si possono avere? No, con le officine legali. No, ma non i LED sotto, i LED nella macchina. No. Sotto, ok. I finestrini si possono mettere? I finestrini neri. Sì, neri. Allora, finestrini neri. Vediamo. Poi, che ci sta da fare? Bello, un bello Ma a te spoiler. te li fa vedere quelli qua dentro? Oh, non si possono fare. Su quest'auto no. Spoiler si può fare? No. Vabbè, allora fa niente, mi scusi. non si- Allora, visto che cosa... Allora, si può fare? entri in auto, faccia dietro, puoi vedere cliccando il muscoletto che non... Buongiorno. Ecco, dica. No, dentro non vedo niente. Ok. A posto, a posto. Sì. Allora, devo chiederti una cosa quando Vedendo le finisci. modifiche che si possono fare? Sì, sto vedendo. Ok, meglio così. Salve. Sì, però non vedo. Cioè. No, non vedo il pavimento ora. Devi uscire ed entrare dall'officina. Eh? Effettua ordine. Sì, cioè da tipo 2 giorni. L'ho pagato, vai. L'ho fatto. Ha fatto l'ordine? Sì, l'ho fatto. La può aggiustare pure, può mettere le maniglie. Sì. Grazie. All'ordine non l'ha pagato? Non penso proprio di no, vediamo. Non c'è... Come si chiama? Lei Johnny? Sì, Johnny. Mi dice... Sta quello da 12.000, vi. Aspetta. In ordine, non fatture di andare. È vero, ve lo ordine. Ok, ok. Aspetta, anche un po'. Posso dare anche io un pugno? Sì, come no. No, al pelato. Posso dare pure a questo signore qui? No, bro, che è in as, è in as, è in as. Sta facendo il caffettino. Fermo, stai fermo, napoletana di me.
Beh, fatto sparire la mia macchina. L'ha preso oh, che fai? Dove la trovo? È lì di nuovo in garage. Ah, qua, dove? Ma è pronta? No, in realtà non ho finito. Perché l'ha fatta sparire allora? No, hai visto che è stato... Vabbè, andiamo. Dopo un tot di tempo praticamente. Ah, ok. Di chi è sta bella moto? Non mi fa salire? Che nome? Perfetto. Allora deve richiamare l'auto e venire in officina. Ok, perfetto. Fare una cosa lì. Ma è roba di mappa, dovresti provare a cacciare la cache e... Aspetti un attimo. Ti è entrato. Che? Prego, prego. La cache deve essere cancellata. Hai NAS e digli sto fatto e loro ti dicono cosa fare. Vabbè, ma se no, dai. Se fuori mi carica tutto. Ma fatti il giro. Allora, dicevi? Mi dicevi? Non ho capito. Devo montare i frame ceramici, non so come si fa, fai tu, fai il Oh, fatto. ora vedo, ora vedo, ora vedo, ora vedo, ora vedo. No, sono il vice direttore. Vedo, vedo, vedo. A posto, pronto. A posto? In questa macchina devi mettere. Eh sì, però non freno. Ma è la tua? Sì, me l'ho preso. Attimo. Ma quasi quasi. Quasi quasi Sì. posso provare a fare un'altra. Costa ne vuole Quanto tempo 50.000. ancora? Ok, Ah, un po'. Aspetta un attimo, mi collegare il veicolo. Aia. Ceramici, sì, 50.000 sono. Ok, dai, fammi una fattura. Sbagliato. Grazie. Arrivederci. Nick Ice. Ok. Posso prendere io? Allora. Sbagliato. Collega veicolo. No, stavo vedendo se mi potevano rimborsare le auto. Le autobit. Perché te l'hanno tolto? No, quelle che ancora mi devono dare da un mese. Tipo. Ah, Sto stai facendo facendo l'operazione. Cazzo, Bene. sì. Allora. Vabbè, pure con me, è buggato. Lo sta facendo pure ora. Ok, aspetta, scendi. Aspetta, prendo il veicolo, 2 secondi. Ah, ho già fatto io. Ah, vabbè, Vai. forse non sono salito. Ok. E il cofano aperto, ma che Ah, mo cazzo chiudo è? io, mo chiudo io, mo chiudo io. Ah, mi devono rimborsare le auto bit ancora da quando ho fatto il wipe.
Ancora ma mi devono dare M8, Giulia e Porsche. Mi hanno dato soltanto terzo millennio, Revuelto e T-Max. Perché queste tre che mancano non gli risultavano nei log. Io ho capito, ci risultano nei log, ma io spendi i soldi, ho fatto stare che... Cioè. Sì, infatti gli ho fatto della fattura, cioè... Va bene che non risulta nei log, d'accordissimo, ma i soldi io ho detto io l'ho spesi. Va bene, ora... No, più che altro non risultano nei log perché ho parlato pure con Bog e mi ha detto che è una questione di bot che a volte si rompe. Cioè è rotto il bot e quindi... E quindi porco... Vabbè, lo sto aspettando il ticket. Ho chiesto più che altro pure nel ticket, se essendo che c'è una situazione di rimborso per tutti, quindi vorrei capire un attimo. Anche se a me non mi hanno rimborsato il silenziatore e il caricatore stesso, visto che l'ho shoppato. Vabbè. Ma va bene. Prende un botto di più. Però ci parla del tunnel, si vede tutto bianco. No, faccio così nero. O rosso. Ma il Camus dov'è? Il Camus. Il Catarros. È bella questa macchina. Sì, ma c'è un po' più di macchina, che cazzo è? Cioè, c'ho tipo quelle 10 macchine. Non so manco uno. Dov'è che mi rimborsano queste cose? Ma io non ho visto, c'è un'assistenza e c'è il bordello, non ci ho fatto caso. Per il rimborso. Ah, vabbè, ma... Vabbè dai, non c'è tanto, vabbè, oddio. Sì, c'è un po' di casino, vabbè. Niente, Vabbè mi sa bro, che... ma vanno a Casaccio. Aprono chiamata a Casaccio. Quindi può essere anche che il prossimo sei tu. No, ma il problema è che loro si dovrebbero tippare, darmi la macchina che altro ancora c'è con... Vabbè, ci ha vinto tutto. Questi qua, sti soldini qua. Va bene, vado a Che fare... Vai a fare? Vado a fare una divisa da meccanico. Provo a farla Fai più... una come si deve, bro. Quella che abbiamo adesso. Ma una merda. Cioè, nel senso, basta, mi ha stancato. Vediamo se riesco a farla tipo con qualche camicia, tipo. Vai, bro, è tutto nelle tue mani. Sì, scrivo bastardo di Giuda. Bastardo di Pablo, di schifo. Bastardo di Pablo. Bella, mi piace, mi piace. Ti ho detto, se non fosse per la lettura quando cammini ci vede sto bianco. No. Secondario. Non c'ho i cazzo di soldi contanti, qualcuno ha 100 euro per Cioè, caso. solo io, ne. Comunque ho sbagliato tintura, guarda. La ringrazio. E Cosa? devi con gli interessi. Sì, li posso cambiare. Però... Te così si tiene così. No, basta, me li ho fatti così. Sono nato così. Brutto iri, brutto sei, brutto rimarrà. Infatti, il brutto rimarrò. Questo lato così. Le casse da macchina. Ragazzi, secondo me il colore dovresti cambiare. Ah, questa qua rossa. Ma boh, no, non mi piace, no, come stiamo?
Per gialla. Ah, vabbè, sì. Anche gialla ci sta. Prendi spuccio, non perché andrò, se vuoi. No. Perché c'ho? Come questa fede? Quella stava mal usato, 3 milioni sta. Ah, questo no, per vendere. Ma del pass può venderci. Ho venduto l'X. Ho venduto l'X che è quello, cazzo. Ma comunque sta in vendita quello là proprio. Se era rilevante, sta in vendita. Quindi boh. E ciobba. Ah, quella bit dell'altro pass. Ah, a posto, a posto. Io. Lavora qua. Quanto costa tutto? La NSX. Ah, ti devo dire io. Boh. Eh sì, questo qua stava ieri in officina di diesel. Pure le marmitte, vedi il marmettone di dietro. Marmetta. Questa sta, mi pare, 140k. Guarda, non l'ho provata ancora. In realtà. Fai tu un test drive. Quando fai il test drive, da quello che ti esce, di togliere sempre 100. Ti esce che fa 450, fa 350. Porca puttana, così mi viene 2,50. 2,50 viene così. Minchia. Ah, perché mi sono tolte le ruote? Mi si sono tolte le ruote. E non le vedo. Aspetta, fammi togliere. Vedi? Buongiorno. Perché sta qua? Ah, ascolta, ma per caso c'è un dirigente, un qualcuno? Ma da quando siete stati assunti voi? Salve. 2 giorni fa. Posso modificare? Ok. 2 giorni fa. Salve. Mi hanno detto che... Anzi, mi hanno detto che siete al completo.
detto proprio mi sa proprio 2 giorni fa che mi avevano detto che noi si eravate al completo. Scusavi? Vabbè, ma cioè, tu stavi già che devi essere assunto, quindi eri già in lista, capito? Cioè, vabbè, lui non era stato assunto ancora, però era già in lista. Ah, ok, capito. Sì, sì, il semi-wipe, sì. Capito, capito. Vabbè, comunque, vabbè, ti ringrazio, dai, ho visto un po' il prezzo degli extra. Ti ringrazio, caro. Ciao, ciao. Devo fare. Sì? Sì. Aspetta, intanto posso fare sta cosa intanto oppure... Faccia, faccia. Comunque la velocità massima è il primo che ti esce. E ti trovi con esercito coppia massima. Non è 3,44 ti trovi. Col tablet, con la macchina mia esce. Infatti dice che sta un po' buggato, quindi è il primo che esce. Visto un attimo nei pensieri. Io ho fatto, come funziona ora? E per la riparazione? Che ho fatto? Sì, 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 sì. Non è che ho un po' di cibo che sta veramente al minimo. Com'è che lo prendo? Perché che devo fare? Ah, ok, ok, ok. Grazie mille. Grazie mille. Il comando salto auto in garage. Sì, sì, sì. Salve.
Ciccione, Ciccione. Cazzo, ma quest'anno. Boh. Ah, questo sta perché chiudono, vanno nei campi, chiudono. Ah, mamma, sta a farlo proprio. Capito, vero? Io ho pistolo lupec perché non ho portato tot, Oficine, come lì, che l'officine, l'officine. Ciao ti. No, aspetta, alla fine la diamo, comunque ce l'ha un po', ce la do, non ve la apri. Diciamo, facciamo una canzone di moda che stiamo a posto. Vieni qua da te. A Caste. Torbella, Monaco. Ah, c'è un link, non è un problema.
senti? 540 acido chirurgico. Prendo. Dai, 534. 56 polvere di coca. Se ne va là, metti solo acido siderurgico. Sì, sì. No, via, ma che tracciamo, se la diamo. Magnifico, ma dove te vi? Volevo dire, secondo me. No, non sta, cioè, ruote sta. Andiamo ruote, vediamo. Vedi? Ci sta, sì. Con le pinze non penso le faccia. No, non faccio. Per lato, forse per lato. Vediamo. No, niente. Sì. Dico quanto devi fare la fattura? 27 più 27 più 27, 54. A posto. No, devi prendere gli sceneni, a te. Fatture vanno in automatico, concentrare. Capito?
Mi segna solo le fatture che stanno su fattura. Su ordine, scusa. Vi prendi un kit di riparazione? Pure la vista? Sono le cose nuove. Sta da shoot pro. Cioè, puliscilo già. In garage. Ah, a me non mi sembrano da vigili del fuoco sti pantaloni, perché i vigili del fuoco le strisce gialle ce l'hanno basso 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 basso. No, così, nelle ginocchia. È brutto. E poi non c'è scritto vigili del fuoco, c'è scritto place davanti, c'è scritto davanti. Vabbè, io andrò in assistenza a chiedere, ma non dico... Di solito... Allora, di solito i pantaloni dei vigili del fuoco non hanno le strisce gialle così in alto, ce l'hanno nelle caviglie. È brutto. Però... Ok, va bene quelle strisce gialle, ma non c'è... i vigili del fuoco non ce l'hanno nelle ginocchia. Queste strisce sono nelle... Ok. Pantalone non ti piace? No, vabbè, perché non c'è un cazzo, fratelli, credimi, non c'è una minchia di bello. Io perché volevo tendere una camicia, volevo mettere una camicia, capito? Fidati, c'è un cazzo, poi la collana con il cerchio. Insomma, la camicia può anche starci, ma il pantalone... No, il primo, potenza di coppia. Se copia massimo, quant'è? È 3,90 fa. No, fa 4,20. È la secondo. Sì, come sta bagazzando anche là. Boh, a me usciva prima che faceva 3,40 il primo. Dove vicino? Oppure se andare dai vigili del fuoco a chiedere. Ma secondo me. Ma non sono da vigile, cioè nel senso. Andiamo a chiedere, bro. Vediamo. Ma... Ripeto, le strisce gialle loro ce l'hanno nelle caviglie, no? Sta almeno uno, che dove sta? Cosa?
messo il punto, vieni con me, vieni con me, vieni con me. Sono sprofondato. Ah! Non puoi entrare con la macchina, non puoi entrare con la macchina. No, no, se no, vabbè, è giusto, è una caserma, frate. È giusto che non si può entrare con la macchina? Giusto, hai visto? Allora, giustamente una cosa, appunto, stavo dicendo che i vigili del fuoco, le strisce gialle, c'hanno le caviglie. Questo pantalone è vostro, per caso? Che ho io? Posso utilizzarlo? Allora, sì, è Aspetta. dell'ISAF. Cazzo. Sì, vabbè, vigili del fuoco SAF, sì, ho capito. Non sa cosa, non sa cos'è. Sì, sì, ho così, sì, ho cosa, ho cosa. Guardi, se vedi in basso c'è scritto fuoco. Ah, c'è scritto fuoco. Vediamo. Stai proprio a dormire, bro? Veramente? Ma fammi Guarda, vedere, fammi vedere. togliti il sopra. Col giubbotto, col simbolo del giubbotto penso ti togli il sopra. Eccolo. No. Fuoco sulla gamba. Ma è vero. È vero. Cazzo. Vabbè, ci ho avuto occhio. Vabbè. Un caporeparto. Capo reparto, non è vero, un vigile del fuoco, non è nessun capo reparto. Non è vero, anzi in realtà allievo ispettore antincendio. Vabbè, niente, allora... Vabbè, facci vedere il casco, dai, facci vedere il casco, non ci fidiamo. Senti, per i problemi di città che abbiamo avuto, sai già. Sì, problemi di città, sì. Senso applicativo. Li conosciamo questi cialtroni. Va bene, vi ringraziamo. Va bene, vi ringraziamo per il... Ecco qua. No, In realtà lo devo cambiare a capo perché adesso è mia, non a medica, però vabbè. Va bene, ringrazio per l'informazione. Prego, giornata, tanto Arrivederci. guardi, io non le faccio problemi, sappi, sono gli angioletti che fanno. No, vabbè, io sono invece di andare in assistenza perché capisco la confusione che c'è. Vabbè, vado direttamente ai vigili del fuoco, mi saranno dire sicuramente Ma qualcosa. sì. Ciao, Va bene, giornata. grazie. Ciao. Ciao. Stai pattinando, fai un saltino. Oh. Io dove sei? Io sono per dire a fare un giretto in macchina. E cosa sai fare? Cosa sai fare te? Croce Rossa Italiana che parla, che succede? Sì, tranquillo. A 751? Non si preoccupi. 752.
perché l'ho vista sparire nel nulla. Ho capito. Varför får jag bandage in? Chi ti sono guardati per ridurlo, che poi ti abitui, ma non lo usi sempre. Dipende, poi ce l'ho tutti insieme. Sì, sì. Sì, mi ha detto che è in giro. Check. E il ragazzo che parlava prima? Dimmi. Puoi passare in officina, grazie. Arrivo. Ero a vedere una moto qua, però fa tutte schifo. Ah, fai. Quando finisci ci sentiamo, non è un problema. No, arrivo, dai. No, però era per capire chi sei, uno nuovo, non lo so, non ti ho mai sentito. Dallas. No, a posto, non venire, a posto. No, buono, tanto non c'entra a fare. Arrivo. Questo? Questo com'è? Ci sta, questi ci stanno. Però devi stare la giacchetta qua su. Giacchetta. La camicetta che deve cambiare. No, dai. Ci sta. Il grigio, boh. Sta bella Ferrarino. Poi è bello, Ma come faccio a metterlo, aspetta, salvarlo nell'armadietto su, ragazzi? Che è lo Ferrarino? Bello, ragazzi. Buon gusto. No, troppo questo. La moto, quello là? Ma vanno tutte schifo, sono tutte lente. Non di soldi per niente. Solo una sta cammina, come si deve. Aspetta che la vado a prendere, la faccio vedere. Vai. Ma qualcuno ci fa pulirmi i soldi? Ho lasciato i soldi a casa. Ma io l'ho fatto, Io ho fatto. Era uno, cassa 1. Sì. Vai dopo, sì. Vabbè, intanto... Salve. Tanto Ciao. vieni, Vito. Intanto tieni, mettitelo, no? Vai nel borsone. Vai. Vabbè. No, dobbiamo essere tutti uguali, se no che cazzo di senso c'è. Meccanico, sì. Nico! Oh, dimmi tutto. Qual è? Che numero è? Che numero? L'ultimo nel borsone. L'ultimo nel borsone. Non ti capisco quando parli, quindi... Poi ovviamente se volete il cappello, vabbè, mettetevelo. Però io il cappello non mi fa cagare. Va bene, sto arrivando, vado in attiva armeria. Sbagliato, cazzo. Peccato per la musica un po' troppo alta. Sì, appunto non si capisce niente. Aspetta. Ma hai pagato il Ferrari? Ci sei in radio? Entra in officina, sta facendo un lavoretto. Vai, scusa. Bella anche questa qua. Bella sta macchina. Pronto? Sì, dimmi. Però corre la moto, Sì. Ho fatto sì, sono con lui. L'ho vinta.
Al negozietto. Ma da solo non faccio niente, no. C'è nessuno che non c'ha voglia di fare rapine. L'ultima volta ho fatto la rapina a gioiello, ho perso. Ma stasera tu ci sei? Non so guidare ok, uno. Perfetto, perfetto. A Ha dopo, fatto allora. guidare uno, Ciao, ci ciao. siamo schiantati. E ci hanno pigliato la polizia. Sì, guarda, tanto è tutta modificata, mi devi solo ripararla e basta. Non c'è l'ordine qua. No, ok. 34.009 veniva. Però me li ha scalati dal conto, l'hai già sistemata allora. Fate in automatico? Sì. Ah. Però quando siamo noi, per le riparazioni, chiedete a noi perché pagate meno. Ah, ok, non lo sapevo. Se dicevi che era la riparazione, ti dicevamo già noi che pagavi meno. Ma A la posto, a Maserati posto. Lavandi è veloce? La Come? Maserati Arrivederci. Lavandi. No, per un cazzo. No? No, perché io lo voglio pigliare gratis, capito? Se fai F11, cioè fra poco sono lì, capito? Gratis, sì. È lenta. Te ce l'hai te? Quanto? C'ho voglia di andare con me, eh? Mi... Va bene, va bene. Boh, c'ho... Ma scusa... Ma te scusa, vedi il porto d'armi? Guarda, Sto te lo prendendo faccio fuoco, vedere. raga, comunque. Te lo faccio vedere? Io. E Riesci fucili di a fare fumo. qualcosa? No? Mi senti? Te, Non c'è niente in davanti a mano. me. Se ti faccio vedere il porto d'armi, vedi il nome Dallas, qualcosa? Però comunque stai attento perché se vai in armeria, quelli fanno il controllo quando chiedono il porto d'armi. Cioè, il porto d'armi non...
To. Ma tu, il fucile da caccia, come l'hai fatto a prendere? A posto. Ah, mo c'è un pazzo, vedo se mi faccio avere pure io, che mi fai a caccia alla veloce. Ah, lui c'è che andò l'altra volta.